La fibrillazione atriale e il rischio emorragico della terapia farmacologica. A che punto sono le tecniche interventistiche per evitare il rischio emorragico? La fibrillazione atriale è l'aritmia più frequente nella popolazione generale e ha un'incidenza che incrementa e che incrementerà perché poi è esponenziale con l'età del paziente. Uno dei capisaldi della terapia della fibrillazione atriale è la prevenzione dell'ictus ischemico. La prima linea terapeutica sono gli anticoagulanti orali. Questi evitano appunto che dei trombi si formano all'interno dell'auricola sinistra che possono poi mobilizzarsi, uscire dal cuore e andare al cervello creando degli ictus ischemici importanti. Il pitfall di questa terapia che aumenta con l'età del paziente, con la fragilità, con la comorbidità, purtroppo è il rischio emorragico a cui espongono il paziente stesso. Esiste quindi da diversi anni un'alternativa terapeutica, in realtà interventistica eccezionale, direi, nel senso che riesce a evitare la necessità di questa terapia, semplicemente occludendo l'auricola. Noi che facciamo? Prendiamo una protesi, la inseriamo e la rilasciamo all'interno di questa auricola escludendola. Opzione terapeutica sempre più sicura e sempre più efficace.